Il santuario di Maria Santissima della Rocca è un luogo di culto suggestivo situato su un promontorio roccioso che domina Taormina. Costruito tra il XVI e il XVII secolo, il santuario è incastonato nella roccia, creando un perfetto equilibrio tra architettura e natura. L'interno colpisce per la sua atmosfera intima e raccolta, con una grotta naturale che avvolge l'altare dedicato alla Madonna della Rocca, oggetto di profonda devozione locale. Dal santuario si gode una vista panoramica da brivido sulla città di Taormina, sull'Etna e sul mare. Castelmola è un incantevole borgo medievale arroccato su una collina a pochi chilometri da Taormina, a circa 500 metri sul livello del mare. Dominato dai resti di un antico castello normanno, il paese offre panorami mozzafiato sull'Etna, sulla baia di Giardini Naxos e sulla costa calabra. Le sue strette stradine lastricate, le piazzette panoramiche e le case in pietra creano un'atmosfera autentica e suggestiva. Castelmola è famosa anche per il tradizionale vino alle mandorle da degustare nei caratteristici locali del borgo. La via Umberto I, spesso chiamata semplicemente Corso Umberto, è la via principale di Taormina, un elegante e pittoresco percorso che attraversa il centro storico della città. Questo affascinante viale pedonale è costellato di negozi di artigianato, boutique, bar e ristoranti. Via Umberto I è il cuore pulsante di Taormina, perfetta per vivere l'atmosfera vivace e raffinata di questa perla siciliana. Il Duomo di Taormina, dedicato a San Nicolò di Bari, è un'imponente chiesa medievale costruita nel XIII secolo in uno stile romanico-gotico, con influenze normanne visibili soprattutto nell'austerità delle sue forme. Di notevole pregio il portale principale, restaurato nel 1936, ed il grande rosone centrale di ispirazione rinascimentale. L'interno è a pianta basilicale, con 3 navate separate da massicce colonne in marmo rosa di Taormina, provenienti probabilmente da antiche strutture romane. L'atmosfera è austera, ma solenne, arricchita da pregevoli opere d'arte, tra cui spiccano un polittico cinquecentesco e diverse sculture in marmo. Di grande rilievo è anche la fonte battesimale in stile gotico. Il Duomo rappresenta un perfetto equilibrio tra la semplicità delle linee medievali e la raffinatezza dei dettagli artistici, testimoniando la lunga storia di Taormina e delle sue influenze culturali. Sono al Teatro Greco di Taormina. Prima sono stata a Castelmola, aspetto il tramonto e poi tornerò al campeggio. Domani vado a visitare le Gole dell'Alcantara e mercoledì mi riposo. Il teatro è uno dei siti archeologici più affascinanti della Sicilia e simbolo della città. Costruito originariamente dai Greci nel III secolo a.C. e successivamente ampliato dai Romani, il teatro unisce armoniosamente elementi dell'architettura greca e romana. Scavato nella roccia, il teatro offre una vista spettacolare sulla baia di Naxos e sull'Etna, creando uno scenario naturale unico per gli spettacoli. Con una cavea capace di ospitare fino a 5.000 spettatori, era utilizzato per rappresentazioni teatrali, musicali e in epoca romana per le lotte tra gladiatori. Ancora oggi il teatro greco continua a vivere attraverso eventi culturali, concerti e festival, mantenendo intatta la sua magia e la sua straordinaria bellezza senza tempo.
Brindiamo a questa bella compagnia, Sì. brindiamo al fatto che ci rivediamo dopo almeno 30 anni. No, ma di più di 30 anni. Di più di 30 anni, io non mi ricordo da quanto tempo. Va bene, un tesoro, un cincin. Brindiamo alla bella Sicilia. Ecco, la bel piatto di maccheroni. Sto lasciando Giardini Naxos con il suo meraviglioso mare. Tra un po', tra un'oretta circa arriverò